Il centro sportivo della Polizia di Stato esiste a Padova dal 1954. 2 fino a poche ore fa le vittorie olimpiche nell'atletica, quella di Livio Berruti nei 200 metri a Roma nel 1960 e di Alessandro Andrei nel lancio del peso a Los Angeles nel 1984, più il bronzo di Alessandro Lambruschini nei 3000 siepi ad Atlanta nel 1996. Alle Fiamme Oro un bottino di 2 medaglie olimpiche in un solo giorno nell'atletica leggera è qualcosa di sensazionale. Ma chi sono Marcel Jacobs e Gianmarco Tamberi? A Padova c'è chi li conosce da moltissimo tempo. Marcel Jacobs l'abbiamo conosciuto che aveva 18 anni, è un saltatore in lungo scoordinato, però dai grandi piedi, della grande velocità, ragazzo molto timido, introverso. Abbiamo cercato di guidarlo nel suo percorso agonistico, gli abbiamo fatto cambiare allenatore, si è spostato ad allenarsi a Gorizia e poi quando ha deciso di abbandonare il salto in lungo per problemi fisici abbiamo deciso che potesse diventare un grande velocista e questo solo 3 anni fa si è spostato ad allenarsi a Roma con il suo allenatore Paolo Camossi. Sono ragazzi straordinari, al di là dei tatuaggi di Marcel, dietro c'è una persona dal cuore grande, una sensibilità enorme. Io sono sicuro che sapranno anche raccontare la loro storia e i ragazzi li ascolteranno e li guarderanno con attenzione. Ci sono degli aspetti in comune nel carattere tra Jacobs e Tamberi. Gianmarco Tamberi anch'io lo conosco da quando ero bimbo perché io saltavo con il papà Marco e quindi abbiamo condiviso lo stesso sport, la stessa specialità nelle pedane del salto in alto. Jimbo ha un carattere molto estroverso, però anche lui è un ragazzo molto rispettoso, molto educato. Ieri l'abbiamo visto abbracciare Barshim prima della fine della gara, nonostante non sapessero che avessero vinto l'oro, gli vogliono tutti bene. È un carattere estroverso, però ha un cuore grande. Fino a un mese fa Gianmarco Tamberi era tesserato per la ATL Etica di San Vendemiano Treviso. Ora per quella società e per le Fiamme Oro sarà il testimonial di un progetto sociale della Polizia di Stato nelle scuole. Il 10 settembre sarà a Padova. Gianmarco Tamberi che sarà testimonial di un percorso che vuole portare questi ragazzi ad avere una guida, un modello che possa essere di ispirazione anche per incentivarli a fare sport. Tamberi arriverà da Tokyo martedì alle 20:30 a Roma. Jacobs invece rientrerà in patria dopo la staffetta 4% dell'8 agosto.